284 interventi di soccorso sulle piste, quasi 3.000 controlli Green Pass. Il comando provinciale dei Carabinieri di Belluno stila il resoconto dell'attività sulle piste da sci e il bilancio al 20 gennaio è corposo. 240 le cadute accidentali in pista sulle quali si è reso necessario l'intervento dei militari, 27 gli scontri tra sciatori. Sono oltre 60 militari impiegati in questa attività di vigilanza e soccorso. Dall'inizio dell'anno e dalla stagione precisamente sono stati effettuati circa 300 servizi che hanno visto il nostro intervento in ben oltre 500 occasioni. Oltre 36 persone hanno riportato infortuni superiori ai 30 giorni. Sostanzialmente corretto il comportamento degli sciatori. È il comprensorio di Alleghe, quello che in questa stagione invernale ha finora impegnato maggiormente i carabinieri, con 107 soccorsi a fronte dei 63 di Arabba e dei circa 40 di Cortina, Falcade e della Val di Zoldo. Solo 11 le contravvenzioni, principalmente per violazione dei regolamenti delle piste. 693 invece i controlli Green Pass, sempre ad Alleghe, quasi il doppio ad Arabba, 1235. Sì, perché l'inverno 2021-2022 ha anche questo fronte da monitorare a tutela di chi frequenta le piste. Questa stagione invernale è anche particolare il compito devoluto ai nostri militari, che è quello di controllare il rispetto dell'applicazione della normativa di contenimento del Covid. Sono state oltre 700 le persone controllate, tutte in regola, in possesso di regolare Green Pass rafforzato. I rifugi e le strutture che gestiscono gli impianti di risalita sono risultate in regola.